Sandrone! Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Con la mia signorina veramente sto troppo bene. Presto la mattina, tardi alla sera, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Instrumental! E oggi è un giorno speciale per me e Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Armani. Sì, lo sappiamo. Cosa ricorre oggi? Oggi è il nostro tanto cinquesimo nientiversario. Come? Non c'è da ridere. È il nostro tanto cinquesimo nientiversario. Cioè, che roba è, scusa? E cioè che ogni tanto festeggiamo un bel niente. E oggi ricorre esattamente il quinto tanto cinquesimo nientiversario. Infatti, se guardi bene, oggi è il 5 del 5 del 2025. Giusto. 5 sì. più 5, 10. 10. Più 25, 35. 35. E sai cosa significa per me e Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Sì, Armani? lo sappiamo. Sai cosa significa? Niente. Esattamente niente. Ero già lì. È possibile che uno di noi due sia nato il 35 maggio? No, Assolutamente no. Per caso uno dei due ha 35 anni? Assolutamente no. No. Per caso sono 35 mesi che stiamo bene assieme, io e Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Armanda? No. Assolutamente no. Magari siete nati 35 giorni in anticipo, forse. Vabbè, comunque. Vabbè, senti un po'. Cosa festeggiate? Cosa fate? No? Niente, nulla, nada, nothing, niente, una Eva, un ciccio, one Eve, one ciccio, niente, nessun tanti auguri a te, Niente. e nessun regalo, nessun brindisi, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, Instrumental. Ma quanto bello è ogni tanto non fare niente. Magari ti chiama Tomare. Sì, ecco. Sandone, cosa stai facendo? Niente mamma, non sto facendo niente. Ok, continua così. È bellissimo. O magari ti chiama Topare e ti dice: ehi Sandone, cosa hai fatto oggi a scuola? Niente papi, non ho fatto assolutamente niente. Alright. E cosa dire allora? Niente, anzi nei prossimi SMS non scrivete niente, così festeggerete anche voi un bel niente. Il nientiversario, il nulla. I love niente, I need niente, niente is beautiful. Fantastico. Adriano da Vicenza, niente ha scritto. Niente. Sandrone, sei come la Juventus di quest'anno, non hai fatto niente. Luca dal Villaggio, straordinari. Ciao ragazzi, ciao.